Ancora un buongiorno a tutti voi, ben trovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. I giovani Valentina Beltrame, Giada Cabai, Alberto Nonino e i campioni di nuoto salvamento Francesco Ippolito e il record paralimpico Antonio Fantin sono stati premiati ieri a Butrio con la Stella Danieli per il merito sportivo, un modo per ricordare l'impegno dell'azienda nel riconoscere e supportare i talenti nostrani. Francesco Comuzzo ci presenta questo evento importantissimo. Sì, finalmente dopo 2 anni di strette Covid abbiamo deciso di consegnare personalmente le targhe della Stella Danieli per merito sportivo. Abbiamo fatto questo evento qui presso il Caffè Bistrò delle Fucine e siamo molto emozionati perché è la prima volta, anche per me è la prima volta per un evento di consegna di merito sportivo e adesso speriamo che vada tutto bene, insomma. Come presenti abbiamo 5 atleti, tutti regionali ovviamente, 3 giovani, 2 di calibro abbastanza elevato, tra cui Fantin e Ippolito, che sono 2 atleti di calibro mondiale. E niente, speriamo che sia la prima volta per una successione di eventi che faremo qui, e anche a livello carattere sportivo, educativo e comunque premiando l'attività sportiva giovanile in friulana. Francesco Ippolito, un grande premio per te, un riconoscimento dalla Danieli, che per te cosa significa? Per me significa molto, è una grande soddisfazione per me e comunque è un onore aver ricevuto questo premio da questa grande azienda. Sono molto contento. Un binomio vincente. Assolutamente. Senti, ti aspettano, tu sarai rappresentante dell'Italia ai mondiali negli Stati Uniti, cosa provi a rappresentare il tuo paese in questa maniera? È assolutamente un grande orgoglio, un motivo per me di grande felicità. Sarà una grande manifestazione, l'equivalente di un'Olimpiade degli sport non olimpici. Sarà dura, ma io darò il massimo per rappresentare la mia nazione. Una tappa del tuo percorso, tuoi obiettivi quali sono, professionali? In ambito sportivo l'obiettivo massimo è questo, di arrivare pronto a questa competizione, di dare il massimo e di raggiungere il massimo possibile. In ambito lavorativo anche cercare di dare sempre il massimo, di dimostrare sempre agli ragazzi più giovani cosa significa fare nuoto per salvamento, che è una bella attività comunque che aiuta molto per qualsiasi cosa. Penso sia questo il tuo più grande orgoglio, no? Assolutamente, dimostrare a tutti comunque che è un bello sport che aiuta in ambito sportivo sia in tutte le specialità e anche in ambito sociale è molto importante. Guardandoti indietro, il momento più bello del tuo percorso sportivo? Il mio momento più bello è stato la prima convocazione in nazionale, ero juniores primo anno, avevo 18 anni, nel 2014 dove ho partecipato al mondiale junior in Francia, a Montpellier, dove sono riuscito a vincere 3 medaglie d'oro e 3 medaglie d'argento con 3 record mondiali junior. Una tappa a cui ne seguiranno altre? Assolutamente. Antonio Fantin, oggi per te un nuovo premio, Stella Danieli per merito sportivo. Non ci si stanca mai di raccogliere riconoscimenti? Assolutamente no, soprattutto in questo contesto, anche in virtù del fatto che Danieli e la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ormai da diversi mesi, più di un anno fa eravamo qui, proprio in occasione della collaborazione che si è instaurata fra questi 2 leader nei propri settori a livello internazionale, e quindi è un piacere e un onore essere qui per questo premio oggi. Un binomio vincente, tu sei un campione sempre sul pezzo. Già dimenticati i successi estivi e guardi avanti o ogni tanto ci ripensi? Assolutamente, penso che la memoria sia importante, riguardare dove si è arrivati e da dove si è partiti è fondamentale, ma è importante anche evitare di autocelebrarsi troppo, guardare sempre nuovi obiettivi futuri. Alla fine credo che la vita di ognuno di noi sia fatta soprattutto da obiettivi e quindi guardare il presente per costruire il futuro. I tuoi obiettivi quali sono?
Allora, concretamente quest'anno ci sarà il Mondiale in Portogallo, a Funchal, a giugno, e l'obiettivo è quello di confermare i risultati di Tokyo e cercare di riprendere il 400 stile libero, che era stata un po' la mia gara di sempre e che a Tokyo invece è stata forse la nota stonata di Tokyo per me, e più in generale appunto quello ogni anno, ma ogni giorno di trovare un nuovo obiettivo, un nuovo stimolo per proseguire, andare avanti e incrementare sempre di più le mie performance, ma soprattutto la mia vita in generale. Concentratissimo mi sembra, ma soprattutto su te stesso. Sei tu l'uomo da battere, il record man? Devo dire che una cosa che ho notato negli ultimi anni è che quando tutto ti accade, quando riesci a raggiungere i tuoi obiettivi, tutto ti sembra normale. Spero di appunto mantenere sempre questa normalità e cercare appunto di far sì che ogni obiettivo, grande, piccolo, medio che sia sempre qualcosa di normale. Quindi è vero, quest'anno nei 100 stile libero, avendoli vinti l'anno scorso a Tokyo, sono un po' l'uomo da battere, però sicuramente è fondamentale concentrarsi su tutte le gare e gareggiare, entrare in acqua con quella spensieratezza della prima volta, di quando ero io invece quello a dover inseguire. Noi ora ci spostiamo a Udine, in ASU, nel palazzetto di Via Lodi, perché due importanti interventi sono stati presentati oggi, uno con il nuovo impianto di climatizzazione e sanificazione della sala scherma, ma anche in un'ottica green, cioè un investimento che riguarda l'impianto di illuminazione che verrà rifatto totalmente a LED, questo anche per contribuire a ridurre i costi energetici che sono aumentati, fa notare ASU, per loro già a partire dal mese di novembre. Questa sarà la prima sala in Italia che sarà climatizzata e sanificata contemporaneamente. Devo dire che c'è una sola sala, che è la sala di Padova, solo climatizzata, però questo progetto, grazie ai contributi CONI regionali, ha potuto prendere corpo, appunto perché l'impianto era già un impianto di un certo tipo e grazie agli investimenti che abbiamo fatto con i contributi del CONI regionale abbiamo potuto realizzare questo impianto che ci consentirà di fare l'attività in sicurezza soprattutto da qui al futuro, no? Perché i nostri investimenti che avevamo già fatto in precedenza e questi sono volti ad avere una sicurezza, una sanificazione che sia costante nel tempo. Devo dire assolutamente usando i contributi del CONI, perché senza di questi noi non avremmo potuto fare né gli investimenti che avevamo fatto in precedenza né quelli che abbiamo fatto con questa operazione. Rientra anche appunto in una gestione Covid, ma non solo, perché questo significa che poi questa sala, la sala scherma, potrà essere utilizzata tutto l'anno in sostanza, anche quando d'estate magari diventa più difficile. Infatti già noi da 2 o 3 anni facciamo attività, anzi da 5-6 anni facciamo attività estiva pesantemente rispetto agli anni precedenti. Abbiamo investito molto sulle attività estive, che ci ha dato molto ritorno anche, però rimaneva un po' in piedi la problematica legata all'abbigliamento e alla temperatura della sala di scherma, e adesso contiamo di averla risolta definitivamente con questo nuovo impianto. Dicevo prima anche novità dal punto di vista proprio dei costi energetici, perché si andrà a intervenire sull'illuminazione. Anche per voi si è sentito questo rincaro ultimamente? Sì, sicuramente. Noi in realtà avevamo deciso questi investimenti prima. Chiaramente tutto questo ha accelerato il processo decisionale e poi di investimento. Sicuramente da dicembre in poi l'ASU ha subito delle importanti, diciamo, uscite in maggiorazione rispetto agli anni precedenti. Questo ha accelerato il processo e grazie ad Axpo, che ci sta seguendo ormai da 5-6 anni, abbiamo potuto fare questo investimento che dilazioneremo nel tempo, sostituendo tutti i LED, e abbiamo in programmazione anche l'esecuzione di un impianto fotovoltaico. Dobbiamo utilizzare questa maledetta pandemia, che speriamo stia finendo, e anche questa situazione incredibile dovuta a questa invasione della Russia della Crimea, per trovare delle soluzioni che rimangano nel tempo. L'esempio delle 2 operazioni che l'ASU ha fatto con i contributi in parte regionali date dal CONI e in parte propri sono proprio l'esempio che io vorrei fosse trasportato in tutte le società sportive. 1.
utilizzare i soldi per la sanificazione per avere delle strutture che possono permettere nel tempo, finita la pandemia, di avere spazi chiusi, sanificati, depurati, con aria buona per far fare attività sportiva in sicurezza. 2. Utilizzare tutte le nuove tecnologie per risparmiare soldi sul costo energetico che adesso è esploso. Oggi l'ASO ha rilevato di aver avuto in questi 2 anni un aumento dell'8% degli iscritti, in controtendenza. E abbiamo fatto un mese fa, anche grazie alla collaborazione con tutte le federazioni, il censimento degli iscritti 2019-2022 di tutte le federazioni. Purtroppo in alcune federazioni, in particolare gioco di squadra e giochi al chiuso, abbiamo avuto un calo anche importante, in alcune federazioni anche del 30%. Una piccola pausa e torniamo con la seconda parte di A voi la linea. Siamo pronti a collegarci in diretta con Isabella Gregorato per sapere quali sono le novità dalla riunione della Giunta Comunale di Udine. A te Isabella, buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Si sono appena conclusi i lavori qui alla Giunta Comunale di Udine. Con noi il sindaco Pietro Fontanini. Parliamo di un progetto Officina Giovani che il Comune impegnerà 120.000 euro per questo progetto. Intanto di che cosa si tratta? Un finanziamento che arriva dall'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Il Comune di Udine è stato beneficiato di questo contributo che complessivamente con la nostra quota arriva a 150.000 euro. Si tratta in pratica di dare la possibilità ai giovani di trovare momenti di animazione qui in città. Il progetto l'avevamo già fatto un paio d'anni fa, poi era stato sospeso a causa del Covid, verrà realizzato insieme ai 2 partner che sono GetUp e Casa Aupa, che saranno i protagonisti, gli animatori veri e propri di questi appuntamenti che riguarderanno i giovani. Sono contento perché è un finanziamento che a 10 città italiane viene dato e quindi anche Udine è stata beneficiata di questo intervento. Quindi vuol dire che il progetto è buono, la qualità anche degli interventi daranno soddisfazione ai giovani che parteciperanno a questi appuntamenti. Senta, c'è ancora, lei ha ricalcato un attimo l'attenzione per quanto riguarda lavori destinati a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Sì, ricordo che la legge prevede che chi percepisce il reddito di cittadinanza deve mettere a disposizione 8 ore alla settimana a favore della collettività. I comuni in particolare stanno predisponendo dei progetti, noi abbiamo fatto un ulteriore progetto, questa volta coinvolgiamo 8 persone che dovranno sorvegliare in pratica i parchi della città, perché purtroppo sono oggetto qualche volta di scritte, di vandalismi, tutte cose che vogliamo evitare. Allora insieme alla polizia locale è stato predisposto questo progetto per 8 persone che si alterneranno, perché l'impegno è abbastanza piccolo, nel senso che sono 4 ore alla settimana, quindi non c'è un grande impegno orario, per venire in pratica a sorvegliare i parchi della città. Ripeto, è un progetto che è rivolto a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Passiamo la parola all'assessore Giulia Manzan per un progetto che interessa Cussignaco, in modo particolare via Mestre. Esatto, oggi ho portato la delibera di approvazione del piano attuativo Mestre 90, il nome prende appunto spunto dalla via dove è inserito l'ambito, via Mestre, e 90 perché è più o meno dagli anni 90 che si cerca in qualche modo di mettere assieme, di far sintesi con i tanti proprietari di questa lottizzazione, quindi estrema frammentazione dell'area, elevato numero di comproprietari che ha fatto sì che negli anni non si sia trovata una soluzione a causa della difficile coniugazione degli interessi fra i proprietari stessi. Ecco, invece
invece adesso avete trovato praticamente, avete fatto la quadra, no? Avete individuato che cosa può essere realizzato o meno. Esatto, adesso siamo arrivati in qualche modo a definire un'organizzazione territoriale che si dispone fra area verde, primaria e secondaria, in particolare l'area da oltre 2000 metri quadri che verrà poi acquisita dal Comune di Udine, parcheggi di relazione e anche la viabilità interna che collega poi i vari lottizzanti. Inoltre con la variante 28 via Mestre è diventata strada pubblica e quindi non più privata, e questo sicuramente ha aiutato a trovare un accordo fra i proprietari. E quindi i lavori potranno cominciare fra quanto? Subito dopo la stipula della convenzione, quindi non appena verrà approvata la delibera, stipula della convenzione e il via poi con gli interventi delle opere. Ringraziamo l'assessore Manzano, una battuta anche con l'assessore Giovanni Barillari per quanto riguarda sostegno alle famiglie che hanno ospitato, che stanno ospitando profughi, appunto persone scappate dalla guerra in Ucraina. Sì, il governo italiano ha messo a disposizione un contributo per gli ucraini che sono scappati dalla terribile situazione che purtroppo tutti conosciamo. Il Comune di Udine ha voluto intervenire in favore delle famiglie che ospitano queste persone e che successivamente al 24 di febbraio le hanno ospitate per almeno 30 giorni e quindi un contributo una tantum di 150 euro per ciascuna persona ospitata proveniente dall'Ucraina in favore e a beneficio delle persone che con grande generosità e spirito di solidarietà hanno ospitato queste persone presso la loro stessa abitazione o presso abitazioni e alloggi di loro proprietà messi a disposizione. Bene, ringraziamo anche l'assessore Giovanni Barillari. Qui da Palazzo Daronco per oggi è tutto. Restituisco la linea allo studio. A te Francesca. Grazie a Isabella Gregorato per questo collegamento. Andiamo a Casarsa perché la SAS Casarsa vede un cambio al vertice. La società calcistica che ha lanciato Brian Cristante dopo 17 anni di presidenza vede lasciare Claudio Colussi, che si candida a sindaco, un ruolo già ricoperto in passato, e al suo posto subentra il vicepresidente Andrea Bright, il cui padre guidò il club per tanti anni. Dopo una storica presidenza siamo arrivati al capolinea per Claudio Colussi, che lascia la SAS Casarsa ma con tanti ricordi, e questo è dovuto anche alla sua candidatura a sindaco proprio di Casarsa. Insomma, Colussi, è stata una bella cavalcata questa alla guida di questa società sportiva. Sì, dopo 17 anni lascio tra virgolette, perché rimarrò sempre un tifoso e un socio della SAS Casarsa. Sono stati 17 anni bellissimi, come ho detto anche altre volte, ci sono stati dei momenti belli, entusiasmanti, quando abbiamo ad esempio vinto il campionato di prima categoria, siamo stati promossi in promozione dopo alcuni anni, e questi sono stati momenti poi anche molto belli con tutto il settore giovanile, quando sono stati vinti alcuni campionati regionali. Diciamo che sono stati 17 anni molto intensi, ma questo è grazie all'aiuto di molte persone e molti dirigenti che hanno lavorato dedicando tutto il loro tempo libero per la società. È una società che si caratterizza per avere un grande, un bellissimo settore giovanile. Ecco, questa è una nostra peculiarità. Ci lavoriamo seriamente e i risultati si vedono. 200 ragazzi quasi che formano le tante squadre di questa società, grazie a questi impianti sportivi che possono così soddisfare tutte le esigenze. Adesso si volta un po' pagina, perché si pensa alla campagna elettorale, insomma, ecco, qual è l'obiettivo? Sì, diciamo che questa è legato il fatto che io mi sia dimesso da presidente della SAS, che non si pensi che magari voglia utilizzare la presidenza, la SAS Casarsa come un motivo, diciamo, di propaganda elettorale. Lungi da me, perché non rientra nel mio modo di fare. Quello che voglio fare io è così un po' far rinascere questa cittadina che credo per 10 anni ha vissuto troppo in tranquillità, e quindi c'è bisogno di una scossa, insomma, far rivivere quello che sono le attività commerciali, far rivivere
diciamo, la problematica più grossa che ritengo io è quello del traffico pesante sulla Fontebana, che è un problema veramente grosso. E poi vi sono naturalmente altri progetti di realizzazione di opere pubbliche, il Centro Studi Pasolini, la Casa Colussi e molte altre, insomma, che avrò modo in queste settimane che ci separano del voto del 10 giugno di illustrare ai cittadini. E allora Andrea Bright, insomma, colui che raccoglierà il testimone nel segno della continuità. Sì, esatto, intanto sono molto onorato di questo incarico che mi hanno attribuito ieri sera nel Consiglio, ringrazio anche loro, vuol dire che vedono in me una persona che può prendere in mano la società. Ho imparato tanto da Claudio Colussi, da tutte le altre persone più esperte di me in questo settore, faccio solo un nome tra tutti, Hermes Pagnol, ma soprattutto anche dai vari presidenti che si sono succeduti in questi anni, in primis il presidente per antonomasia che è Bray Giancarlo, mio padre, che l'ha fatto per tantissimi anni, 25 anni di presidente. Poi insomma questa società è anche legata, e lo si vede qui al campo di San Giovanni, al nome di Brian Cristante di fatto. Certo, Brian è stato un frutto del nostro lavoro e noi speriamo sempre nel futuro di trovare persone come lui e noi lavoriamo da questo punto di vista con buoni allenatori, giovani, preparati. I 2 anni di pandemia che ci hanno tagliato le gambe in teoria dovrebbero finire e con l'avvento della sagra adesso, apro una parentesi, si riapriranno i chioschi e quindi anche noi dal punto di vista del bilancio, noi come tante società che vivono, no, di questi introiti qua, è un segno positivo di rinascita. Ci fermiamo qui per questo appuntamento con A Voi la Linea, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata, arrivederci.